Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti. Curare le parole, ad adoperare un lessico più consono, più rispettoso. Nemmeno il giorno della fiducia Giuseppe Conte rinuncia alla stoccata a Salvini, così come quando in Parlamento annunciò la fine del governo giallo-verde. Stavolta però l'ex ministro e vice premier non siede a pochi passi, ma è fuori da Montecitorio, davanti alla folla della manifestazione contro il governo assieme a Giorgia Meloni. E pur non sentendo quanto dice il premier, la sua sembra una replica in diretta. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non possono scappare dal voto all'infinito. Forse i dittatori sono quelli chiusi dentro il palazzo che si vergognano a uscire per strada. Dentro intanto Conte illustra il programma di governo, tornando ancora una volta a parlare di novità come scarto rispetto al passato, mentre dalla Lega arriva il coro poltrone poltrone. Colleghi, Un'Italia smart e green, la lotta all'evasione fiscale, la scuola da rilanciare assieme agli investimenti per le imprese, la manovra da affrontare, la necessità di cambiare il patto di stabilità europeo e un punto importante sulle concessioni che riguarda da vicino il Veneto, Autostrade e i Benetton. Una progressiva ma inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del ponte Morandi, voglio chiarire che questo governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati. E poi via il decreto sicurezza bis per tornare alla formula iniziale del governo giallo-verde. Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. Il che significa, vedete, recuperare nella sostanza, c'eravamo già, la formulazione originaria del più recente decreto legge. Se proveranno a riaprire i porti li chiudiamo noi tutti insieme. Ce n'è abbastanza per apparecchiare la tavola di uno scontro permanente. Nel frattempo Salvini guarda anche le sfide delle prossime regionali che vedono pure il Veneto alle urne. E il leader della Lega, lanciando una frecciata a Forza Italia, annuncia che le alleanze sono aperte. Con Giorgia lavoreremo per allargare. Non è il momento in cui dire tu no, tu no, tu no, perché c'è qualcuno che ancora in queste settimane dice no, se c'è lui non ci sono io.